Successo interno convincente per la Vigor per conti di Mosciatti nella nona giornata del girone C campionato Under 17 Elite. 5-0 su Città di Anagni, frutto dei gol di Fanciulli, Dianetti, De Franceschi, di calci di rigore trasformati da Tognozzi e Pro. Vigor per conti subito in vantaggio dopo 3 minuti, sfera nelle di rigore per Fanciulli, controllo e calcio in un secondo, 1-0, gran gol e Blaugrana avanti. Poi da calcio di punizione ancora padroni di casa, oggi vestiti di arancione, pericolosi. Mentre calcio di rigore per fallo di mano che arriva al 25esimo minuto della prima frazione di gioco. Dal dischetto si presenta Tognozzi con Colucci che intuisce e para. Traversa invece al 31esimo minuto, sempre per la Vigor, con azione rifinita da Fanciulli e conclusione da parte di Malvestuto. Raddoppio comunque vicino e che arriva al 33esimo minuto con Dianetti da pochi passi che mette il pallone in rete per il 2-0 in favore della Vigor per conti. Vigor che chiude il primo tempo sul 3-0, frutto del tris messo a segno da De Franceschi con un buon tiro a giro. Nella ripresa subito calcio di rigore in favore dei padroni di casa che trovano l'opportunità da penalty al secondo minuto. Ancora Tognozzi dal dischetto che stavolta però non sbaglia, 4-0 in favore dei padroni di casa. Chiusura con il terzo calcio di rigore di giornata assegnato dal direttore di gara, sempre per i Blaugrana. Dopo una buona conclusione arriva il penalty. Dal dischetto questa volta va Pro, 5-0 per la Vigor per conti che chiude così praticamente il match. Poi poco altro da segnalare fino al triplice fischio da parte del direttore di gara.